Ma dai, ci siamo dati parecchio da fare, è uno degli attaccanti migliori di questa Lega, lo conosco e diciamo, altre volte mi ha dato filo d'orci più lui che io, quindi stavolta è andata meglio a me. Insomma. Sono contento della prestazione, ma penso che la squadra oggi abbia dimostrato che è una, penso ormai è una delle realtà più consolidate di questa Lega. È un gruppo nuovo, però sin da subito, grazie al lavoro di tutti, ci hanno insomma, fatto sentire il nostro agio e stasera si è vista una cornice, penso che sono 4 anni che faccio questa Lega, non ho mai visto niente del genere. Sì, diciamo ormai sta nascendo un bel complesso, nel senso tifosi, dirigenza, giocatori, è veramente una cosa che io non ho mai visto veramente. Io gioco a calcio da tanti anni e veramente un attaccamento così in un ambiente che è nato da poco è veramente straordinario. No, e noi tutte le partite cerchiamo sempre di vincere, anche perché abbiamo visto è un campionato talmente livellato che se non vai concentrato, cattivo, sogni il pallone, rischi sempre di perdere punti dappertutto. Il Peperino è una squadra che conosciamo a memoria, sono veramente bravi, hanno una situazione di classifica quasi come la nostra, quindi sarà una bella partita e sarò convinto che comunque sia non mancherà lo spettacolo come stasera. È un ragazzo che comunque sia sa giocare a calcio, poi secondo me questo è il suo sport perché è un brevilineo, ha una tecnica incredibile, ha un tiro, si muove bene, è intelligente. Ma davanti noi abbiamo Berazzo la scelta, c'è Severini che piano piano sta recuperando la sua forma migliore, stasera mancava San Marco, mancava Celiani, insomma questa è una squadra che davanti fa paura, nel senso c'ha l'imbarazzo della scelta. Quindi è un altro pezzo aggiunto ad una rosa formidabile e siamo contenti che è con noi perché come si è visto stasera ci fa fare la differenza.